Gentili signore e signori, amici, cari colleghi, sono molto lieto di vedervi tutti sani, salvi, leciti e operativi, così io pure respiro, tutto a posto. Sono stato da voi da un pezzo, giusto? Da molto tempo, veramente. Fu una ragione di visitarvi di nuovo, di vedervi tutti. Sono molto lieto di esservi di nuovo nella città di Verona. Grazie per l'invito. Il soggetto di oggi è il grande Marco Polo, magari un italiano tra i più riconosciuti e più conosciuti nel mondo, giusto? Assieme a Dante, Petrarca, Michelangelo, Leonardo ovviamente, ma pure Marco Polo. Però di lui questi ultimi anni si parla poco, però ogni tanto quando ci sono le ricorrenze, gli anniversari si parla di questa persona che è diventato poi non solo come un italiano mercante, viaggiatore che ha tra i primi europei ha visitato questo sconosciuto Oriente, lontanissimo, impero celeste, Cina, poi lui ha attraversato quasi l'intero continente euroasiatico, ma lui è diventato un simbolo pure dell'euroasiatismo, oppure asio-europeismo, pure. Veramente questa personalità adesso rappresenta un nesso tra le civiltà europee e orientali. Perché voi lo sapete bene che Russia è un paese, è una banalità, però devo ribadire che è un paese euroasiatico oppure asiatico. Dove mettere l'accento? Si può ricominciare da tutti e due parti. E poi veramente Marco Polo, devo dire che era sempre molto conosciuta alla cultura russa, civiltà russa, perché dalla scuola, dagli elementari, proprio così, noi sapevamo che ecco, fu questo grande viaggiatore mercante Marco Polo che ha visitato e che ha lasciato questo famosissimo libro Il Milione, veramente, perché lui non era il primo. Prima di lui furono tanti europei che hanno visitato i vari paesi in quell'epoca, non solo lui. Però a lui appartiene un primato, lui ha lasciato questo libro, Il Milione, leggendario, ma noi, la gente di oggi, non possiamo esattamente descrivere la vita e poi il viaggio di Marco Polo, perché questo viaggio è diventato leggendario, ecco, tutto è già leggendario, non si sa esattamente che cosa, però questo polo, come lo chiamavano i cinesi, questo polo è davvero almeno, possiamo dire, è stato in Cina. Oggi la Federazione Russa mette un accento più forte nei rapporti con i paesi orientali. Non devo spiegare in questa aula il motivo, il pretesto. È chiaro perché, di quale motivo. I nostri partner, il nostro partner primordiale adesso è quello grande sconfinato continente euroasiatico, ovviamente la Repubblica Popolare Cinese, ma pure abbiamo tanti grandi rapporti con gli altri paesi a noi molto vicini. Non dimentichiamo che tutto ciò, questo nostro sviluppo di oggi, di espansione economica del mio paese verso i paesi orientali, non è iniziata oggi in questi giorni. La Russia fa parte dell'Unione Economica Euroasiatica, non lo dimentichiamo, che è in vigore da molti anni. E questi nostri rapporti con le repubbliche già ex sovietiche sono molto forti e tutto ciò risale al tempo già passato. Infatti noi si tratta adesso di un rilancio così dei nostri rapporti con i paesi orientali, con i paesi dell'Euroasia. Insomma, adesso vorrei finire, grazie infinite così per l'invito di nuovo, sono molto lieto, molto onorato.
così siete come sempre molto accoglienti e vorrei adesso sentirvi tutti e poi così arricchirmi come sempre dopo, mi arricchisco sempre così nel sentire le persone squisite e poi così facciamo il resto. Grazie infinite, buona giornata, buon lavoro. Grazie, la ringrazio molto, grazie. Allora, io diciamo che ringrazio anche le varie associazioni che sono oggi qui presenti, poi via strada facendo magari poi le presentiamo. E adesso io do la parola all'ospite Nikolai Malinov, che è il presidente del MIR, Movimento Internazionale Russofili, che è una organizzazione molto importante a cui abbiamo aderito anche noi. Anche in Italia c'è una sezione del MIR, ha organizzato già 2 forum internazionali l'anno scorso e quest'anno a Mosca, con la presenza di oltre 150 delegazioni di paesi di tutto il mondo che vogliono portare avanti un messaggio di collaborazione, di amicizia, di pace con la Federazione Russa e non la russofobia che invece tutti noi vogliamo invece che non ci sia. Dobbiamo combattere contro la russofobia che vuole farci apparire la Russia come un paese nemico quando nemico non è, sia per la storia che c'è che lega il nostro paese alla Federazione Russa, ma anche perché non è la verità. Ecco, non è questa la verità. La Russia è un grande paese con tanti popoli che vogliono vivere in un mondo giusto che tutti noi vogliamo e che non è il mondo che magari ci hanno imposto qualcun altro che invece vorrebbe che fosse solo uno a decidere per tutti nel mondo. Ecco, ringrazio anche l'onorevole Vito Comincini che è qua, poi gli darò anche lui la parola per un saluto. Quindi adesso invito Nikolai Malinov al suo intervento di saluto. Eliseo farà da traduttore e quindi per chi non capisce il russo ovviamente Eliseo farà da interprete. Facciamo un applauso a Io ho organizzato la relazione di Malinov, l'ho tradotta, io ho mandato lo scritto, l'ho tradotto, adesso vi leggo la parte che mi evita di leggere in russo, io la leggo direttamente in italiano e poi alla fine lui aggiungerà qualche parola in russo proprio per concludere un po' la relazione. Quindi vado adesso con la relazione del Presidente del Movimento Internazionale Russofili, Nikolai Malinov. Cari colleghi, coorganizzatori, partecipanti e ospiti del convegno, è con grande piacere ed emozione che partecipo al convegno dedicato al 700° anniversario della morte del grande Marco Polo veneziano. A prima vista il tema sul cammino di Marco Polo, colonie veneziane e genovesi sulle coste del Mar Nero è legato a viaggi specifici del grande viaggiatore in luoghi non così lontani, ma non possiamo pensare e parlare di Marco Polo se limitiamo il nostro discorso alle rive del Mar Nero. Per me questo è difficile, addirittura impossibile. Per chi non è uno specialista, per il pubblico in generale, Marco Polo è un viaggiatore che racconta l'Europa, l'Asia e soprattutto la Cina. A questo proposito non è il prima di lui anche altri europei come il monaco francescano Giovanni da Carpine e il monaco Guglielmo di Rubruck si recarono in Asia e raccontarono le loro impressioni e le conoscenze accumulate. Ma Marco Polo scrisse il primo libro sull'Asia e in particolare sulla Cina, che divenne ampiamente conosciuta ed esercitò la sua influenza in Europa. Dopo la pubblicazione di questo libro, i contatti tra la Cina e i paesi europei ed arabi aumentarono e Marco Polo divenne un simbolo di amicizia e contatti tra Cina ed Europa. In questo senso Marco Polo divenne l'architetto dell'Eurasia. Per me Marco Polo è un simbolo significativo universale che supera di gran lunga la sua fama di grande viaggiatore. Il tema della conferenza è quello di abbattere le barriere.
sulle interazioni di culture diverse, sulla possibilità che le persone che vivono in diverse parti del mondo possano arricchirsi reciprocamente e cooperare tra loro. La via di Marco Polo è la via dei ponti, il desiderio di arricchirsi col contatto dei valori degli altri. Questo percorso può essere un simbolo della nostra comprensione russofila in un mondo multipolare, in cui la base delle relazioni umane è il rispetto reciproco e il desiderio di un mondo pacifico e armonioso. Cari partecipanti e ospiti del convegno, è per questo simbolismo di bontà e cooperazione che Marco Polo personifica per noi il motivo principale per diventare una sorta di coorganizzatore della conferenza. Dobbiamo custodire la memoria dei personaggi famosi che hanno unito e non diviso, che ha creato comprensione reciproca mondiale. Uno di questi è Marco Polo. Per dire in senso metaforico, noi russofili preparati vogliamo seguire il percorso di Marco Polo. Proprio come lui dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per aumentare l'armonia nel mondo. Cordiali saluti, Nicolai Malino. Questa è la relazione che davanti a voi mi consegna, che poi magari la metteremo agli atti dell'associazione. Лиза, мне говорите, давайте тебе микрофон, да? Ну, хорошо, мы... Я вот в нашем приветствии позволил себе Марко Поло naзвать архитектором Евразии. Vabbè, faccio io. Nella sua relazione lui ha chiamato Marco Polo come architetto di Eurasia. Я бы хотел сказать, что у Европы сейчас два основных варианта пути. Один, у которого архитектор Марко Поло, и второй евразийский. И второй, у которого архитектор Христофор Колумб. Это, конечно, евроатлантический. L'Europa adesso ha due strade da seguire. Uno, quello di Marco Polo, quindi euroasiatico, e un altro, quello atlantico di Cristoforo Colombo. Мне кажется, что Европа должна оставлять широко открытыми двери и на восток по пути Марко Поло, и на запад по пути Христофор Колумбо. Per mia opinione, l'Europa deve essere libera, lasciare tutto lo spazio e lasciare aperte tutte e due possibilità, sia euroasiatiche sia quella atlantica. Европа не должна соглашаться с выбором или восток, или запад. Для Европы выбор должен быть и восток, и запад. Quindi l'Europa non deve scegliere solo est o ovest, deve scegliere tutte e due possibilità. К сожалению, наши евроатлантические коллеги нам предлагают выстроить новую Берлинскую стену. I nostri colleghi atlantisti dicono di fargli nuovo muro, come muro di Berlino. Эта стена должна пойти от Балтики, пройти мимо Адриатики и закончиться на Черном море. Quindi muro che inizia dal Baltico, passando per Adriatico e finire sul Mar Nero. И вместо того, чтобы Европа быть трансмиссией, мостом между Востоком и Западом, Европе превратится в военное поле между Востоком и Западом. E al posto di essere un ponte tra est ed ovest, l'Europa sta diventando un campo militare tra est e ovest. Только в виде моста, в виде трансмиссии между Востоком, Западом, Севером и Югом Европа может развиваться успешно и устойчиво.
ma solo facendo il ponte tra est e ovest, sud e nord, Europa può svilupparsi bene. Я не хочу глубоко заходить в дискуссию нашей конференции, чтобы не задавать ей тональность. Но хочу напомнить только еще один факт, который мне как историку кажется интересным. Non vorrei dare il tono della conferenza, voglio solo dare una piccola cosa che mi interessa come storico. В книге Марко Поло указаны две дороги, по которым развиваются отношения евразийские. Одна проходит через Сирию, когда это была Антиохия. Anche nel libro Milioni di Marco Polo ci sono due strade per andare in Asia. Uno, passare per la Siria, Бывшая Антиохия. ex Antiochia. И второй путь – это проходит через сегодняшнюю Россию по той территории, где раньше была Волжская Булгария. E altra strada passando per la Russia, per il territorio dove c'era Bulgaria di Volga. И я хочу отметить, что, на мой взгляд, не случайно сейчас по обеим дорогам у нас идут войны, идут горячие точки. E quindi non per caso su tutte e due strade ci sono le guerre adesso. Предназначение этих горячих точек – помешать развитию нашим отношениям. Наоборот, мы предлагаем нашей конференции обсуждать пути нашего общего развития, нашего общего будущего. Удачи! Il scopo di queste guerre, finito? Sì. È proprio far ostacolare questi passaggi. E quindi il nostro scopo qua, invece di creare ponti, vi saluto. Grazie a Nicolai, che questo messaggio è molto importante, appunto quello di, è un po' anche lo scopo nostro di questo nostro convegno, quello di creare e unire questi mondi che riteniamo devono avere anche un futuro, non solo la storia passata, ma anche per il futuro. Ecco, quindi adesso procediamo, io invito per un saluto, ecco, poi ringrazio comunque i rappresentanti delle varie associazioni che sono presenti, Vidoslav dell'associazione Coreni, sono l'associazione di serbi che vivono qui in Italia, ecco, poi ci sono gli amici dell'associazione Verona per la Libertà, poi alla fine saranno invitati ad annunciare un'iniziativa molto importante che sarà fatta nei prossimi giorni. Ringrazio Maurizio Ruggero delle Pascue Veronesi. Qua vedete dei militi in divise storiche, poi magari farà due parole alla fine per presentare anche questi militi, perché noi nei nostri convegni ci teniamo a mettere le bandiere storiche, i militi con le divise storiche, e quindi recuperare il nostro passato, perché forse anche nella scuola italiana l'hanno un po' troppo dimenticato il passato nostro glorioso. Noi siamo qua a Verona, a Veneto, quindi ci richiama alla Repubblica di Venezia, che appunto dove è nato e cresciuto Marco Polo, cioè queste figure che hanno creato questi ponti col mondo russo, il mondo euroasiatico. Ecco, adesso invito l'onorevole Vito Comincini a fare un saluto, è stato parlamentare, e adesso posso anche dire che sarà anche uno dei candidati alle elezioni europee prossime per portare avanti una linea. Lui è sempre stato coerente con una linea di amicizia con la Russia, con il mondo russo, e quindi ci teniamo in modo particolare che sia fra di noi, perché è sempre stato per noi un politico di riferimento importante per portare avanti queste battaglie in un'Italia dove oggi purtroppo abbiamo visto invece che la linea che hanno preso la maggior parte è tutt'altra, c'è una linea che non condividiamo più e che non rappresenta neanche più il sentire del popolo italiano.
Grazie Palmarino, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti gli organizzatori, un complimenti e ringraziamento a Palmarino, all'Associazione Veneto Russia in particolar modo, ma anche alle altre che hanno collaborato. Un saluto al Console Generale di Milano, che è un piacere rivedere qua, e naturalmente al Presidente Malinov, che è un grande onore ospitare qua a Verona. L'occasione è sicuramente importante per un aspetto storico, i 700 anni, ma è un aspetto anche di grande attualità. 700 anni di anniversario della morte di Marco Polo, ma a me, sentendo un po' i discorsi che sono stati fatti inizialmente, mi veniva in mente un anniversario che fra qualche mese, anzi fra circa un mese, mi viene alla mente dell'ultimo incontro che c'è stato tra un Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Ricordo bene perché era luglio del 2019 quando Vladimir Putin e l'allora Presidente Conte si incontrarono a Palazzo Chigi. Ricordo che ero presente, è stata una grande emozione perché ho avuto l'onore di assistere a quel momento, a quell'incontro che dava una grande speranza verso appunto un mondo euroasiatico che aveva davanti la possibilità di superare i conflitti, di superare le tensioni, perché ricordiamo purtroppo che la questione del Donbass non nasce da ieri, nasce da molto distante, come minimo dal 2014, però sembrava ci fosse veramente la speranza di un'Europa e di un'Italia che tornasse a avere rapporti buoni, positivi e di sviluppo con l'Eurasia, in particolar modo con la Federazione Russa. Quello che abbiamo visto purtroppo nei mesi a seguire e poi negli anni a seguire invece è stata una distruzione di tutto questo, voluto da qualcuno, non è stata una cosa casuale, hanno voluto a tutti i costi fermare questi rapporti naturali, economici, sociali, culturali tra l'Europa e l'Asia, fermando gli accordi della Via della Seta, quindi quello che appunto era iniziato con quel governo, ma che l'attuale governo Meloni ha voluto completamente fermare, fregandosi innanzitutto degli interessi economici delle nostre aziende, perché è ovvio come le nostre aziende hanno un interesse enorme a commerciare, a lavorare, a produrre e avere rapporti con appunto l'Asia, con la Federazione Russa, con tutti quei paesi che guardano con grande interesse all'Europa. È stato fatto saltare, sappiamo, in maniera vergognosa con un atto terroristico il Nord Stream 2, quindi la possibilità per la Germania di essere ancora una volta il traino economico industriale dell'Europa, e vediamo adesso come la Germania purtroppo inizia a essere uno dei paesi fortemente in crisi a causa delle sanzioni della Russia, a causa di questa rottura dei rapporti economici. Tutto questo ci deve far riflettere molto, perché invece quello che Marco Polo aveva tracciato erano rapporti naturali, perché basta guardare la cartina e vedere com'è naturale che l'Europa e l'Asia siano collegati e abbiano dei rapporti culturali e economici, ma qualcuno evidentemente da fuori li vuole far saltare perché vuole distruggere questi equilibri, questi rapporti naturali. Quello che ci unisce sicuramente però è la cultura, è quello che oggi siamo qua, è il fatto che questi legami culturali non li possono distruggere, e anche dopo la guerra, dopo la distruzione a cui purtroppo ci stanno portando, è inevitabile che questi rapporti dovranno essere ricostruiti e ristabiliti. E quindi noi dobbiamo assolutamente sostenere e ricordare alle generazioni quella che è la cultura e la storia, come si sta facendo oggi con Marco Polo, e quello che è un elemento però anche di battaglia fondamentale che ci unisce, che è quello della sovranità, che riguarda sia il Mediterraneo che il Mar Nero. Questi sono due mari vicini che ci ricordano quotidianamente come il nostro problema attuale è quello della sovranità. E non sono due cose distanti. Faccio un esempio molto chiaro, purtroppo attuale, ma molto chiaro. Gli attacchi che avvengono quotidianamente in territorio di Crimea da parte dell'esercito ucraino vengono spesso favoriti dalle basi NATO presenti anche in Italia. In particolar modo da Sigonella sono partiti più volte i droni americani che sono andati in Crimea per dare le indicazioni dove colpire.
Questa è una dimostrazione che sicuramente qua la sovranità non ce l'abbiamo purtroppo e che qualcuno la vorrebbe mettere in discussione anche nel Mar Nero, cosa che però sono sicuro non succederà perché il popolo russo è deciso e unito a difenderla ad ogni costo. Quindi oggi, ripeto, è importantissimo perché da qua può partire poi una ricostruzione di rapporti naturali che devono esserci tra Europa e Asia e spero che si ritorni appunto a un percorso qual è la via della seta naturale importante per noi. Grazie. Ovviamente ringrazio anche Marina che Kolodenova, che è dell'associazione, presidente dell'associazione Ruski Dom, che ormai con noi da molti anni collabora nell'organizzare queste iniziative, e gli altri amici che via via vedo, appunto ho visto ecco, anche Mirko Preatoni di Milano, che è uno dei fondatori della sezione del MIR anche in Italia, e ecco il dottor Zelger che è stato consigliere comunale anche qua a Verona, lo ringrazio per la presenza. Ecco, adesso noi abbiamo due video messaggi che sono stati inviati da Natalia Narocinskaya e Elena Bondareva, che inizialmente sembrava potessero venire fisicamente in Italia per poter partecipare direttamente, poi per vari problemi non è stato possibile, allora ci hanno inviato un video messaggio. Adesso vi prego di stare in silenzio, perché in particolare quello della Narocinskaya purtroppo è un po' basso di volume, ma ci sarà Evgeny Utikin che farà, lo fermiamo ogni tanto, farà diciamo una traduzione, una sintesi, una traduzione del messaggio che ci ha inviato. Io ho visto qua tanti amici che in realtà secondo me mezzo sala sa il russo, però altra metà non lo sa, quindi ti spiace. Quindi abbiamo pensato come fare, ascoltiamo perché quelli di Narocinskaya solo 5 minuti, prima ascoltiamo quindi metà apprezzeranno completamente e poi io faccio i sintesi. Facciamo sentire. Io ho paura che non mi sentite neanche in russo, vero? No. Io con fatica perché saluto e dici che è veramente grande importanza nei tempi di adesso di fare conferenza iperrussa su una persona come Marco Polo. Chiedo un silenzio particolare perché purtroppo questo è così, dopo quello successivo si sente. Diamo tempo.
Lei ovviamente si scusa per non poter essere per i diversi problemi, ma voleva essere, dice che quando sarà occasione cercherà di venire. E parla che sono stati 2 secoli che parlano di unione di Russia ed Europa, unione più culturale, che ultimamente è stato abbastanza interrotto. Parlo che è stato sempre un po' competizione tra leadership tra la Russia ortodossa e quella cattolica, nel senso non la Russia, il cattolicismo europeo, però in realtà sono abbastanza vicino e ultimamente hanno rubato quella... Ho sentito male, quindi se qualcuno ha sentito meglio, che ha rubato proprio interno un nucleo di questo che univa la Russia e l'Europa, perché c'è la cultura che univa, per esempio in Russia leggevamo tutti autori europei, italiani ovviamente leggevano anche qua Dostoevskij, Tolstoj. Quindi parla ancora di letteratura e di cultura, di Dostoevskij, di Fratelli Karamazov con quelle rivolte di persona che somiglia a quelle rivolte di Faust di Goethe. Sto un po' troncando perché. Ragazzi, vi dico una cosa, un testo veramente profondo, bello, che forse quando sarà pubblicato assolutamente vale la pena anche tradurre, perché sì, parla di Europa moderna, che questo miscuglio di peccato, che lei non ha detto, ma a me è venuto subito in mente per esempio l'ultimo Eurovisione, perché ha detto sì, i segni cabalici di quello che sta succedendo in Europa, sì, forse quello Eurovision ho aggiunto io, lo sto traducendo, ma veramente forse apoteosi di quello che sta succedendo in Europa di adesso.
Un minuto poi aggiunge la tradizione. Sono libere queste vuole farli i danni. Lui è molto grato alla posizione italiana che comunque cerca di essere ferma in questa lotta tra bene e male. Qua ovviamente si parla più non di NATO, ma di situazione di valori cristiani che riesce anche a mantenere anche una posizione ferma. E vi ringrazio. Faremo la traduzione scritta del testo del messaggio che ci ha mandato, poi spero che riusciamo anche quest'anno a fare una pubblicazione con proprio gli interventi di questo convegno, perché anche l'altra volta l'intervento della Narucinska è stato veramente molto molto bello. A me personalmente è piaciuto tantissimo, proprio perché tocca l'aspetto anche spirituale dei valori che vedono oggi contrapposto il mondo, diciamo, occidentale decadente, che ha abbandonato le proprie tradizioni, valori, radici cristiane, e che invece sta imponendo tutti i controvalori, e dall'altra parte un mondo invece, quello il mondo russo, che invece sta riscoprendo le proprie radici, i propri valori, e sta difendendo questi valori tradizionali. Quindi tutto questo è un po' il messaggio che lei cerca di portare avanti, cioè proprio anche non solo l'aspetto, diciamo, geopolitico, economico, ma proprio quello anche religioso, spirituale. E io invito anche Edoardo a venire qua, intanto, che così dopo il nostro esperto di Marco Polo ci spiegherà tante cose. Ecco, ringrazio che è arrivata anche Irene di Corrieva, e poi dell'associazione La Speranza, che poi alla fine farà un appello molto importante. Sì, adesso c'è anche il messaggio di Elena Mondaro, che quello si dovrebbe sentire molto meglio, perché la qualità del volume è molto migliore. Ecco, allora, vabbè, allora adesso andiamo appunto con il messaggio che ci ha mandato. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас из Москвы и хотим пожелать удачной работы вашему форуму, который посвящен двойному юбилею выдающегося путешественника, венецианца Марко Поло. Чем же нам сейчас может быть интересен опыт Марко Поло и его книга? Как известно, книга Марко Поло появилась в конце XIII века и приобрела популярность уже в XIV веке. Существует легенда, что именно творение, записанное со слов Марко Поло, вдохновило Колумба и отправилось вместе с ним на корабле разведывать новые пути в Индию, что привело, как мы знаем, не к путям в Индию, а к открытию Америки. Рассказы Марко Поло были столь необычайны, что современники воспринимали как миллион небылиц. Но они пробуждали воображение и жажду к открытию новых торговых путей. Как мне кажется, опыт Марко Поло в первую очередь интересен нам отвагой этого путешественника и его неуемной жаждой знаний.
Марко, как и вся его семья, его отец и два его дяди, были богатыми купцами-предпринимателями. Но мне кажется, что чтобы заработать капитал, совсем не обязательно достигать края земли и больше 20 лет находиться вдали от родной Венеции. Марко Поло повезло, ведь он жил в эпоху, когда мир открывался, когда народы стремились узнавать друг друга и устанавливать новые связи. В отличие от наших дней, когда в Европе провозглашают райский сад, а весь остальной мир считают непосвященными дикарями. Марко Поло, как свидетельствует его книга, был свободен от стремления противопоставить один народ другому, и путь его лежал к древнейшей цивилизации на нашей планете. Путь его лежал в Китае. Allora, rispetto alla relazione precedente c'è il fatto che la professoressa Narracinizia ha spedito questo video proprio un paio di giorni fa, quindi non c'è stato il tempo materiale per trascriverlo e per tradurlo. Mentre invece la professoressa Elena Bondarieva ha girato questo video e mi ha spedito la sua relazione, quindi ho avuto tutto il tempo per tradurla. Io adesso pezzo per pezzo vi leggo la traduzione del testo che lei sta leggendo. Perché Marco Polo per noi ora è interessante. Questo è il titolo della sua relazione. Il libro del grande viaggiatore Marco Polo apparve alla fine del XIII secolo e guadagnò popolarità già nel XIV secolo. C'è una leggenda secondo cui furono proprio gli scritti di Marco Polo ad ispirare Colombo, al punto di prenderli con sé quando partì con le sue navi per esplorare nuove rotte verso l'India. Sappiamo che ciò ha portato alla scoperta dell'America. Le storie di Marco Polo erano così straordinarie che i contemporanei le percepirono quasi come 1.000.000 di frottole. Tuttavia risvegliarono l'immaginazione e la sete di scoprire nuove rotte e connessioni commerciali. Ma cosa c'è di interessante nell'esperienza di Marco Polo? Innanzitutto mi sembra il suo coraggio e la sua sete di conoscenza. Marco Polo, come tutta la sua famiglia, era un ricco commerciante e imprenditore, ma per guadagnare capitali non era affatto necessario raggiungere la fine della terra e per più di 20 anni star lontano dalla nativa Venezia. Marco Polo ebbe fortuna, visse in un'epoca in cui il mondo si stava aprendo, un'epoca in cui i popoli cercavano di conoscersi l'un l'altro e stabilire nuove connessioni, e non di chiudere il mondo, non di proclamare l'Europa una specie di giardino dell'Eden, considerando il resto del mondo come abitato da selvaggi di scarsa cultura. Marco Polo era estraneo alla brama di mettere un popolo contro l'altro. Il suo cammino lo condusse verso la civiltà più antica del nostro pianeta, verso la Cina. Венеция в этот исторический период была наиболее подвижной силой в Европе в области географических открытий, освоения новых торговых путей и установления торгово-экономических связей. Со времен античности Причерноморье и Крым, как мы знаем, были в сфере деятельности итальянских негациантов. И именно там, скорее всего, происходило знакомство этих негациантов с русскими людьми. Следует также подчеркнуть, что с южными славянами венецианцы были ближайшими соседями, и даже сама семья Марко Поло владела имением на хорватском острове Корчула. Далмация и Истрия были для венецианцев вполне освоенными землями, а следовательно, и славянские языки не были чужды их слуху. Марко Поло был одним из счастливейших путешественников конца средних веков, рассказы которого сыграли весьма важную роль в географической науке.
Как мы знаем, в течение 24 лет он прожил на Дальнем Востоке при дворах монгольских владетелей, повидал много стран и народов, а затем благополучно возвратился на родину. Отец его, Никола Поло, и его брат Матео отправились сначала в Константинополь, оттуда с драгоценными камнями на Волгу. Морем они добрались благополучно до Судака, Салдаи, а затем и до Болгара. Отсюда, благодаря войне Барку хана с его племянником, им пришлось искать кружной путь для возвращения домой через Укек, около русского города Саратова. Они отправились в Бухару, где получили предложение съездить еще дальше на восток, в монгольскую столицу Каракарум. Хан Кубилай принял их ласково и снарядил с ними посольство к папе. И таким путем они в 1269 году вернулись в Венецию, а потом вновь собрались в обратный путь, в Монголию. Durante questo periodo storico Venezia fu la forza più dinamica d'Europa nel campo delle scoperte geografiche, dello sviluppo di nuove rotte commerciali e nella creazione di legami commerciali ed economici. Fin dall'antichità la regione del Mar Nero e la Crimea si trovarono nella sfera di attività dei mercanti italiani ed è stato lì che molto probabilmente avvenne la loro conoscenza con il popolo russo. Va notato che i veneziani erano i vicini più stretti degli slavi meridionali e persino la famiglia di Marco Polo possedeva una tenuta sull'isola croata di Korčula. La Dalmazia e l'Istria per i veneziani erano terre pienamente assimilate, quindi le lingue slave non erano estranee alle loro orecchie. Marco Polo fu uno dei viaggiatori più propizi del tardo Medioevo. I suoi racconti giocarono un ruolo essenziale nella scienza geografica. Per 24 anni visse in Estremo Oriente, presso le corti dei sovrani mongoli. Vide molti paesi e popoli e poi tornò sano e salvo in patria. Suo padre Niccolò Polo con il fratello Matteo si recarono a Costantinopoli nel 1254, da cui con pietre preziose proseguirono verso le terre del Volga. Via mare raggiunsero sani e salvi Soldaia, che a quei tempi si chiamava Soldaia, attualmente si chiama Sudak, e poi la città di Bolgar. Da qui, a causa della guerra tra Barku Khan e suo nipote, dovettero cercare un'altra via e attraversarono Ukiek, vicino alla città russa di Saratov, e si recarono a Bukhara, dove allora venne proposto di andare ancora più est, nella capitale mongola, fino a Karakorum. Khan Kubilai li ricevette cortesemente e fornì loro una basceria per il Papa. Nel 1269 tornarono a Venezia, ma presto iniziarono i preparativi per il viaggio di ritorno in Mongolia. Что важно подчеркнуть, что путь отца Марко Поло лежал как раз в том числе через земли, на которых жили русские. Таким образом, у отца Марка был собственный опыт знакомства с этим народом. И вот когда они второй раз отправились, то Никола Поло взял своего сына Марка с собой. А Марко вырос практически в его отсутствии, он был юношей, и он был очень ласково принят Кубилаем, несмотря на свои молодые годы, заявился отдельным и способным человеком, получил службу при ханском дворе и постепенно повышался в должности, и в конце концов получил место губернатора одной из самых богатых провинций государства. Различные поручения Марко Поло выполнял очень успешно. Это позволило ему объехать весь Китай с севера до юга. Он также принял участие в покорении монголами земель южнее Хуанхэ и дошел даже до Индии. Крайним северным пунктом, до которого доходил Марко, был Каракарум в Северной Монголии. В 1295 году вернулся в Венецию, к величайшему удивлению родных и сограждан. Все это прекрасно известно, многократно описано и даже экранизировано. Причем здесь Русь, спросите вы? Ведь Марко Поло двигался совсем другим маршрутом. Лично он не посетил ни одного русского города, в отличие от отца и дяди. Путь его лежал гораздо южнее.
Венецианец проехал через нынешнюю территорию Турции, Персию, Памир и Кашгар, а обратно возвращался вообще морским путем. И тем не менее в книге Пола есть глава, посвященная Руси. Он написал ее, основываясь на тех сведениях, что сообщали ему разные путешественники и торговцы, побывавшие в наших краях. Да, это источник не слишком надежный, как говорится, не из первых уст. Однако позволь... Questa volta Niccolò Polo portò con sé il figlio Marco, cresciuto in sua assenza. Anche Marco Polo venne accolto benevolmente da Kubilai e nonostante la giovane età si affermò subito come una persona efficiente e capace. Ricevette incarichi alla corte del Khan, riuscì a rendersi utile e necessario e, gradualmente, salendo di grado, alla fine riuscì addirittura ad ottenere la posizione di governatore di una delle province più ricche dello Stato. I vari incarichi affidatagli permisero a Marco Polo, nell'ambito di varie missioni, di percorrere tutta la Cina, da nord a sud. Prese parte alla conquista delle terre a sud di Anhui da parte dei mongoli ed ebbe anche l'opportunità di conoscere singole province dell'India. Il punto più settentrionale raggiunto da Marco fu Karakorum, nella Mongolia settentrionale. Nel 1295 Marco Polo ritornò a Venezia con grande sorpresa dei suoi parenti e cittadini. Tutto questo ben noto, descritto più volte e perfino prodotto cinematograficamente. Ma cosa c'entra la Rus? Voi vi chiederete. Dopotutto, Marco Polo si mosse lungo un percorso completamente diverso. Non visitò una sola città russa, a differenza di suo padre e di suo zio. Il suo percorso fu molto più a sud. Il veneziano viaggiò attraverso quella che oggi è la Turchia, attraverso la Persia, attraverso il Pamir e Kashgar. Poi ritornò via mare. Eppure nel libro di Marco Polo c'è un capitolo dedicato alla Russia. Lo scrisse basandosi sulle informazioni che gli riferirono i diversi viaggiatori e commercianti che visitarono le nostre terre. Certo, questo non è una fonte molto affidabile, non di prima mano. Себе высказать соображения, которые выходят за пределы общепринятой трактовки, которая как бы исключает собственные впечатления Марко Поло. Да, он не был на землях Руси, которую, кстати сказать, в XIII веке он называет Россией. Но он неоднократно встречался с русскими людьми, о чем свидетельствуют материалы его книги. А вот впечатления о них и о их рассказах представляют собой непосредственный, а не опосредованный исторический источник. Поэтому нам вдвойне интересно узнать, что же написал о нашей стране великий Марко Поло. Может быть, он рассказал о том, что ее населяют люди с пёсьими головами, или о том, что люди живут в землянках, подобным берлоге медведя, и играют на балалайках? Нет, вот в те времена еще не стали популярными мифы, рожденные завистливым и чванливым воображением путешественников века Просвещения. Марко Поло просто рассказывал о народах, с которыми ему приходилось сталкиваться честно и открыто. И вот его слова, которые как раз из книги, которая как раз и носит такое говорящее название. Книга о разнообразии мира. Permettiamoci di esprimere una considerazione che va oltre l'interpretazione generalmente accettata e sembra escludere le impressioni proprie di Marco Polo. Non andò nelle terre della Rus che, tra l'altro, nel XIII secolo lui chiamava già Rassia, ma incontrò ripetutamente il popolo russo, come testimoniano i materiali nel suo libro. Le sue impressioni su di loro e sulle loro storie rappresentano già una fonte storica diretta, non indiretta. Quindi è doppiamente interessante scoprire cosa scrisse il grande, lei dice proprio il Bieli, questa espressione, Marco, sul nostro paese. Disse forse che è abitato da persone con la testa di cane? O che le persone gli vivono in rifugi interrati come in una tana d'orsi e suonano la balalaica? No.
A quei tempi i miti nati dall'immaginazione invidiosa e arrogante dei viaggiatori dell'età dell'illuminismo non erano ancora divenuti di moda. Marco Polo semplicemente parlava dei popoli con cui aveva a che fare in modo onesto e aperto. Ecco qui le parole della sua opera che portano un titolo tanto significativo: il libro della diversità del mondo. In alcuni casi, quando si legge nella bibliografia, si legge anche il libro delle meraviglie del mondo, a questo l'ho aggiunto io. Adesso lei parte con la citazione in russo, qui io ve la traduco. Вот что он писал в России. Россия большая страна на севере. Живут тут христиане греческого исповедания. Много тут царей, свой собственный язык. Народ простодушный, очень красивые мужчины и женщины, белые и белокуры. На границе много трудных проходов и крепостей. Дани они никому не платят, только немного царю Запада. А он татарин и называется так татарин. Ему они платят дани, никому больше. Страна это не торговая, но много у них дорогих мехов высокой ценности. Есть у них соболя, горностаи, белки, эркалины. Историки трактуют это как хорек-ланок. И множество славных лисиц, лучших в свете. А много у них также серебряных руд. Хочу сказать о России кое-что, что я забыл. Знаете, по истинной правде, самый сильный холод в свете в России. Трудно от него укрыться. Страна большая, до самого моря океана. И на этом море есть у них несколько островов, где водятся кречеты, соколы, пилигримы, и все это вывозится по разным странам света. От России, скажу я вам, до Норвегии путь недолг. Если б не холод, то можно было бы туда скоро дойти, а вот от великого холода ходить нелегко. Остальная часть текста про Русь вращается вокруг некого русского обычая, который Марко называет «здравица». Так венецианец передал в своей книге слово «здравица». Под этим термином он описывает большое праздничное застолье. Они часто собираются в компании мужчин и женщин, особенно дворяне и магнаты, 30, 40, даже 50 человек вместе. Мужчины с женами и дети с ними. Каждая компания выбирает короля или руководителя и фиксирует правила. Как, например, что если кто-то произносит неподобающее слово или как-то нарушает правила, он должен быть наказан выбранным компанией короля. Компании идут в таверны, и весь день может пройти за питьем. И эти пиршества называются «стравица». Вечером трактирщик составляет счет за выпитое пиво, и каждый человек платит свою долю, а также и жена его и дети, если они присутствуют. Adesso in pratica lei cita quello che riporta il milione. La Russia è un grande paese del nord. Lì vivono cristiani di confessione greca. Ci sono molti zar e hanno una propria lingua. Le persone sono bonarie e molto belle. Gli uomini e donne sono bianchi e dai capelli biondi. Al confine hanno molti difficili passaggi e fortezze. Non pagano alcun tributo a nessuno, solo un po' all'are d'Occidente. E lui è un tartaro che si chiama Takhtari. A lui pagano tributi e a nessun altro. Questo non è un paese mercantile, ma hanno molte pellicce costose di alto valore. Hanno zibellini, ermelini, scoiattoli ed ercolini. Ercolini dovrebbero essere, se l'ho guardato io, probabilmente il visone siberiano. E molte volpi rinomate, le migliori del mondo. Hanno molti minerali d'argento, estraggono molto argento. Voglio dire qualcosa sulla Russia, che ho quasi dimenticato. Sappiate, in verità che il freddo più forte al mondo è in Russia. È difficile coprirsi da esso. Il paese è vasto, fino al mare e oceano. Su questo mare hanno diverse isole, dove sono diffusi grifalchi e falchi pellegrini, i quali vengono tutti esportati in diversi paesi del mondo. Per la Russia, vi dirò, dalla Norvegia la strada non è lunga, se non fosse per il freddo. Ci si potrebbe arrivare velocemente, ma a causa del grande freddo non è facile arrivarci.
Il resto del suo testo sulla Rus ruota attorno ad una certa usanza russa che Marco Polo chiama Zdravitsa. È così che il veneziano ha trasmesso la parola russa Zdravitsa. Nel suo libro, con questo termine, descrive una grande tavola imbandita per un festeggiamento. Spesso loro e adesso ricomincia la citazione dal milione. Spesso loro si riuniscono in compagnia, uomini e donne, soprattutto nobili e magnati, 30, 40 o anche 50 persone insieme, uomini con moglie e figli. Ogni compagnia sceglie un re, un capo, e fissa delle regole, come ad esempio cosa succede se qualcuno pronuncia una parola inappropriata, oppure se qualcuno infrange in qualche modo le regole. Lui deve essere punito dal re scelto dalla compagnia. Le compagnie vanno in queste taverne e si può passare un'intera giornata a bere. Chiamano queste bevute Zdravitsa. La sera i tavernieri fanno il conto della birra bevuta e ciascuno paga la sua parte, anche la moglie e i figli se sono presenti. Вероятнее всего, Марко Поло слегка запутался. Возможно, он тоже участвовал в некой здравице. Здравица по-русски – это все-таки тост, произносимый участниками застолья. А сам обычай совместного пира, где каждый вносил свою долю, назывался братчиной. Это хорошо известно из других как русских, так и иностранных источников. Стремление к открытию мира и освоению и соединению народов было свойственно в эту эпоху многим народам и многим людям. Сами русские купцы, военные и монахи в Средневековье совершали большие многолетние путешествия, хождение за 3 моря и путешествия к Святой Земле, подобные игумену Даниилу, великой княгине Ольге или Ефросинье Полоцкой. Россия, Русь не была за 7 печатями и блокадами. В летописях мы находим тщательные описания 2 важнейших путей, которые вели от Балтийского моря, один на юг, к Днепру, к Черному морю, другой на юго-восток, по Волге, к Каспию. По ним еще в X и XI веках везли и позднее везли дорогие товары, главным образом пушнину, мед, воск. Шли они из Восточной Европы на юг, по Днепру в Византию, а по Волге в арабские страны и Индию. Волга называлась Русская река и служила важнейшей торговой артерией. В заключение мне хочется отметить, что краткие заметки России Марко Поло получают подтверждение в материалах других путешественников того и более позднего времени. Ну, например, итальянцев Плана Карпини и Гильома Урбука. Со дня смерти Марко Поло прошло 770 лет. Мир за это время пережил разные метаморфозы. Порой, однако, возникает ощущение, что Россию, большую страну на севере, скоро европейцам надо будет открывать для себя заново. Здравствуйте. Molto probabilmente Marco Polo era un po' confuso. Forse partecipò anche a una specie di Zdravitsa. Zdravitsa in russo è tuttora quel brindisi che viene pronunciato dai partecipanti davanti alla tavola imbandita. Era l'usanza stessa di un banchetto collettivo, dove ognuno contribuiva con la sua parte che veniva chiamata braccia. E questo è ben noto da altre fonti sia russe che straniere. Il desiderio di aprire il mondo e unire i popoli era proprio di molti popoli e di molte persone di quell'epoca. Gli stessi mercanti, militari e monaci russi nel Medioevo compirono lunghi viaggi pluriennali, pellegrinaggi attraverso i 3 mari e verso la Terra Santa, come l'abate Daniele, la granduchessa Olga Romanova e Eufrosina di Polotsk. La Russia non stava dietro i 7 sigilli o i blocchi. Nelle cronache troviamo una descrizione approfondita delle 2 rotte più importanti
che partivano dal Mar Baltico, una a sud lungo il Dniepr fino al Mar Nero, l'altra a sud-est lungo il Volga fino al Mar Caspio. Su queste rotte nei secoli X e XI e oltre, dall'Europa orientale beni costosi, principalmente pellicce, miele, cera, venivano portati a sud, sul Dniepr fino a Bisanzio, lungo il Volga, verso i paesi arabi e l'India. Il Volga era chiamato il fiume russo e serviva come la più importante arteria commerciale. In conclusione, va notato che i brevi appunti sulla Russia di Marco Polo sono confermati nei materiali di viaggio anche di quell'epoca, anche di successivi, anche di altri viaggiatori, ad esempio Giovanni d'Arpian del Carpine e Guglielmo di Rubruck. Sono trascorsi 700 anni dalla morte di Marco Polo. In questo periodo il mondo ha vissuto varie metamorfosi. A volte però si ha la sensazione che la Russia, il grande paese del nord, presto dovrà essere riscoperta di nuovo dagli europei. Allora, io mi scuso se prima non ho presentato bene le due storiche russe che sono intervenute, perché magari non tutti le conosco, gli amici russi sicuramente sì. Allora, Natalia Narucinskaya è professore accademico in scienze storiche, presidente del Fondo di Prospettiva Storica di Mosca e deputato anche alla Duma di Stato. Elena Bondarev è direttore del Centro per i programmi pubblici ed editoriali del Fondo di Prospettiva Storica sempre di Mosca. Adesso diamo la parola, Edoardo diceva, Eliseo, se puoi fare tu adesso il tuo intervento. Ecco, allora adesso diamo la parola appunto a Eliseo Bertolasi che oltre appunto che essere studioso, antropologo, anche socio di Veneto Russia, lui è il presidente del MIR Italia, quindi la sezione italiana del MIR, il presidente è Eliseo Bertolasi ed è lui che tiene tutti i rapporti e contatti appunto con gli amici del MIR internazionale a Mosca. Palmarino, si vuoi anche dire che questa iniziativa nasce proprio dalla nostra... Sì, nasce da questa collaborazione con la nostra con questa associazione, il fatto dopo anche del partecipare a questi eventi anche internazionali che vengono fatti dal MIR. Bene, Eliseo, allora a te la parola, ecco, dopo parlerà Aldo Rubini per la parte sempre storica. Ecco, dopo invito tutti a volere stare fino alla fine, perché poi alla fine ci sarà anche un aperitivo, un rinfresco, e poi vorrei dare anche una parola anche a Maurizio per presentare i meriti storici che vedete, perché insomma credo che sia importante capire anche cosa rappresentano. Allora. Va bene, grazie Palmarino per la presentazione. Sì, per me, come detto, è veramente un onore essere il rappresentante della sezione italiana del movimento internazionale russofilo. Quando mi è stato proposto questo incarico ho iniziato subito a muovermi per cercare di realizzare il più presto. Devo ringraziare anche il carissimo amico Mirko Preatoni che mi ha dato una mano fondamentale nel realizzare questo incarico, secondo me veramente molto, molto prestigioso. Mirko Preatoni è il vicepresidente. Mirko, se vuoi, così ecco, carissimo amico e carissimo collega. Allora, i veneziani erano
un popolo di grandi viaggiatori, lo sappiamo bene, durante la Repubblica della Serenissima, durata addirittura, pensate, 1100 anni, 697-1797, la capitale Venezia raggiunse un livello di sviluppo e di ricchezza che noi ben conosciamo. I veneziani erano spinti non solo da un indomabile spirito di avventura, ma anche da una grande tradizione nel commercio, alla quale si associava il desiderio di elevare il proprio tenore di vita, ma anche di arricchire la loro straordinaria capitale lagunare. Tutti noi sappiamo quanto è bella dal punto di vista veramente estetico Venezia. Per i veneziani quindi il Mar Nero e la Crimea non furono solo una pendice del Mediterraneo, ma piuttosto un ponte marittimo verso l'Asia che li proiettava verso questo continente. Per la sua posizione geografica la Crimea ha sempre avuto un ruolo importante nelle attività dei commercianti genovesi e veneziani nelle terre ad est del Mar Nero. Nel XIII secolo Venezia era la potenza marittima dominante nel Mediterraneo, mentre i mongoli erano i padroni di un impero immenso che comprendeva i territori attuali di Cina, Persia, Russia, Asia centrale. La conquista mongola integrò politiche ed economie regionali eurasiatiche in uno spazio continentale in cui fiorirono scambi commerciali e relazioni diplomatiche. Dall'unione tra i circuiti continentali terrestri controllati dai mongoli e le rotte invece marittime che portavano l'Europa, gestite da Genova e Venezia, scaturirono enormi possibilità. Il punto di incontro e collegamento fu per l'appunto il Mar Nero, dove fiorirono insediamenti di popoli italici, crocevie di genti, culture e merce. Se la presenza più cospicua fu genovese, Venezia fu attiva protagonista con le sue specifiche sfide. In realtà io vi consiglio anche un libro, Venezia, che ho avuto modo di consultare, Venezia e i mongoli, commercio e diplomazia sulle vie della seta nel Medioevo, di Nicola Di Cosmo e Lorenzo Pucci. I rapporti, dunque, ma perché io ho accennato alla seconda metà del XIII secolo? Nella seconda metà del XIII secolo prese forma un itinerario commerciale per l'Oriente che beneficiava, guardate, lo vedete qui nella slide dietro, della sicurezza data dalla Pax Mongolica che dominava su questo immenso territorio. Le armate di Gengis Khan vittoriose avevano rapidamente attraversato l'Asia occidentale, di fatto girato il Caspio e persino sconfitto un esercito russo presso il fiume Kalka nel 1223. Tra l'altro il fiume Kalka si trova nell'attuale Donbass. Kiev cadde nel 1240. La Pax Mongolica quindi garantì scambi sempre più assidui tra Occidente e Oriente. In questo contesto la zona della foce del Don nel Mar d'Azov risultava strategica come ultimo veramente approdo marittimo che apriva poi passaggio terrestre sull'Oriente, sulla cosiddetta Via della Seta. I primi contatti consapevoli furono il frutto di sforzi di singoli individui o di piccoli gruppi, per lo più membri del clero. Il primo tra i missionari che si recarono in Oriente fu Giovanni d'Appian del Carpine. Il suo viaggio nel 1245 lo portò fino alla Mongolia, al cospetto del Gran Khan Guyuk, addirittura 30 anni prima del percorso intrapreso da Marco Polo, con lo scopo di raccogliere informazioni sui mongoli e di sondare, pensate, la possibilità di creare un'alleanza con essi in funzione antiturca. Era incaricato di recarsi presso la corte del Khan dal Papa, addirittura Innocenzo IV. Ma perché? Nel 1243 Innocenzo IV promosse la settima crociata, una crociata contro i turchi che avevano nel frattempo riconquistato Gerusalemme. Dopo aver accolto Giovanni d'Appian del Carpine e aver ricevuto i messaggi del suo mandante, il sovrano mongolo, il Khan, ritenne di non essere stato trattato con l'opportuno riguardo. Infatti gli viene chiesto non solo di evitare l'uccisione dei cristiani, ma persino di battezzarsi.
il sovrano mongolo non prese neppure in considerazione tali pretese e dal canto suo invece richiese che Innocenzo IV dovesse recare personalmente il suo cospetto. Quindi un fallimento dal punto di vista diplomatico, ma nonostante ciò il nostro missionario scrisse l'Historia Mongolarum, un libro pieno di elementi importanti che raccontavano questa civiltà. In seguito il missionario fiammingo Guglielmo di Rubruck, mandato dal re di Francia Luigi IX fino a Karakorum, ci arrivo dopo su questo, fino a Karakorum, anche lì dal punto di vista diplomatico non è nessun risultato, ma sempre questa grande raccolta di informazioni legate a questa civiltà. Non solo missionari, ma anche mercanti, soprattutto genovesi e veneziani, si dimostrarono particolarmente interessati ovviamente all'Estremo Oriente. Relazionarsi con il mondo mongolo risultava infatti essenziale se si intendeva accedere ai mercati delle sete preziose delle storie. E qui arriviamo alla famiglia dei Polo. Questa è Niccolò e Matteo Polo consegnano al Papa Gregorio X la lettera di Kubilai Khan. Due parole ecco, su questo viaggio. Con lo scopo di recarsi dal Khan Niccolò e Marco Polo lasciarono Venezia nel 1252, vi arrivarono nel 1265. Attraversando prima Costantinopoli e in seguito la Crimea, dove decisero di trasferire il cuore della loro attività sulle sponde del Mar Nero a Sudak, si chiamava dei tempi soldati. Da Sudak, allora parte del nuovo Stato mongolo, dopo circa un anno mossero più a oriente verso Bukhara, nell'attuale Uzbekistan, cercando vie nuove ai loro commerci. Fu da qui che nel 1264 si unirono un'ambasciata di Uruk Khan verso il fratello Kubilai, quindi fino alla capitale cinese. Addirittura nel ritorno gli venne fornita una paizza dal Khan, una tavoletta d'oro col sigillo imperiale che li autorizzava a ottenere l'alloggio, cavalli, cibo, in tutto, abbiamo visto, questo enorme territorio che è lo Stato del Khan. Sì, andiamo avanti a questo qui l'itinerario di Marco Polo che, come l'ha detto anche la Racinizka, non toccò in effetti, passò molto più a sud, non toccò i territori più a nord della Russia. Sì, siamo qua, perfetto. Allora, i genovesi, qui vediamo le colonie genovesi che da Genova si espandono sul Mar Nero. Come vedete, si sono stanziati soprattutto nella parte sud-orientale della costa della Crimea. E tra l'altro, se andiamo avanti così vediamo meglio, vedete qua. Poi scendiamo e saliamo. Questa è una foto che ho fatto io, che tra l'altro assomiglia anche un po' alla loro riviera, la riviera Ligure, no? Ci sono le montagne alle spalle e il mare davanti. Ecco, vedete qua, tutte queste città che adesso hanno dei nomi, Yalta, Sudak, Feodosia, prima si chiamavano con dei nomi latini, Caffa, Saldaia, Paolita, Yalta, Cembalo, Balaclava. I genovesi si assicurarono il monopolio dei commerci del Mar Nero grazie al trattato di Ninfeo stipulato con Bisanzio nel 1261. Nonostante pochi anni dopo l'imperatore Michele VIII, il Paleologo, promise l'accesso anche ai veneziani e questi ultimi, non trovando sufficiente spazio, lo vediamo, nel contesto di colonizzazione genovese della Crimea, cercarono di attestarsi proprio a questo punto nel mare d'Azov. Vedete tutte queste colonie? Io ve ne ricordo una che per l'Europa ha avuto un'importanza, io dico, tragica. Parlo di Caffa, che adesso è Feodosia, lo vedete? Ed è appunto da Caffa che partirono le navi genovesi che portavano sopra l'infezione della peste bubbonica, che poi si diffuse in Europa e a quei tempi, parlo tra 1347 e 1351, causarono la morte, si calcola, di 1/3 della popolazione. Peste nera, sì. Sì, catapultarono i pezzi di corpi infettati nella fortezza. I genovesi sembravano spaventati, che fecero, tornarono a casa portando con sé la peste che poi si diffuse da Genova in tutta l'Europa.
Ma non solo Feodosia, vediamo Saldaia, che è questa, adesso andiamo giù con le mie foto, sono foto che ho fatto io. Saldaia, Sudaca, questa è la fortezza genovese, splendida, le torri, la cinta muraria. Tra l'altro riportano ancora i nomi dei loro costruttori genovesi, e questa è una cosa molto interessante. Tipo Marchino Fiaschi, c'è ancora l'iscrizione su una di queste torri. Andiamo avanti. Questo qui è il paesaggio che si vede dalla fortezza verso il mare. Sono dei paesaggi di una bellezza straordinaria, la Crimea è di una bellezza veramente straordinaria. E qui siamo a Balaclava, che a quei tempi si chiamava Cembolo. A dare unicità al paesaggio contribuiscono i resti, li vedete, della fortezza genovese, con le sue torri, il castello superiore di San Nicola e la fortificazione inferiore di San Giorgio, posta a protezione dell'accesso portuale. Ecco, queste invece sono, come vedete, le colonie veneziane. E vediamo che si spingono, lo vedete, fino a Tana. Ed è nella seconda metà del 200 che venne fondato l'insediamento della città di Tana su un ramo del delta del fiume Don, nell'area dove in passato approssimativamente, poi vediamo perché dico approssimativamente, era situata l'antica Tanais greca. Se l'origine dell'insediamento di Tana è forse legato a Genova più che a Venezia, va detto sicuramente che il contrario per quanto riguarda gli sviluppi successivi nella città di Tana. Tanais è un nome greco con questo nome i greci chiamavano il fiume Don. L'insediamento greco si trovava tra le città odierne di Rostov e di Taganrog. Ve lo faccio vedere. Ecco, qui dove si trova, vedete, nella parte nord del delta del Don. Tanais venne esplorato, questo sito venne esplorato per la prima volta nel 1823 dall'archeologo Ivan Stimkovsky. Ecco cosa ha scritto. A giudicare da queste, così cito solo una piccola parte dalla sua relazione, a giudicare da queste caratteristiche, ho trovato tutti dei resti di origine greca, e tra l'altro c'è un bellissimo museo che si può visitare, io ci sono stato in questa città, ho visitato il museo. Lui dice: a giudicare da queste caratteristiche è impossibile non riconoscere in queste rovine i resti di un'antica città greca, e questa città non può essere altro che Tanais. Qui sono le colonie greche nel Mar Settentrionale, nel Mar Nero settentrionale. Ecco, queste sono le foto che io ho fatto in questa città Tanais, che, come sostiene l'archeologo russo, sono sicuramente da far risalire a questa Tanais greca, della quale anche Strabone scrive nella sua opera Geografia. Sono le mie foto. Poi nel 330 Tana, la Tanais, fu devastata dai Goti, poi dagli Uni, poi venne, diciamo che comparì addirittura 7 secoli avanti Cristo, dove i greci insediarono una sorta di emporio per scambiare con le popolazioni dell'entroterra, si parla anche di schiavi, oltre alle felici, eccetera. Solo nel III secolo avanti Cristo divenne una colonia, una struttura proprio da città. Potrebbe essere questa città. Era il posto naturalmente adatto innanzitutto per il commercio a est verso la steppa, poi per il commercio del Mar Nero, circondato da colonie greche, le abbiamo viste quante ce n'erano, infine per il commercio col nord, impenetrabile, di pellicce e schiavi portati giù dal Don dagli Scinti. Adesso io non vi faccio tutta la storia di Tanais, nel 330 fu devastata da Goti e poi dagli Unni, ma il sito fu poi occupato continuamente fino alla seconda metà del V secolo d.C. Poi il canale si interrò, probabilmente a causa della deforestazione, determinando lo spostamento, questo è un dato importante, della popolazione, forse nella piccola città di Asà, che è l'odierna Azov, e lo vediamo qua
lo vedete, Azov scritto sotto, come vedete è dall'altra parte del delta del Don, quindi dire che le due città si sovrappongono è probabilmente un errore. Il nome di Tana fu attribuito dai mercanti veneziani e genovesi ad Azzak ed è nella parte di Azzak adiacenti al Don, ovviamente adiacenti al corso d'acqua, che i mercanti genovesi e veneziani fondarono il loro insediamento. In realtà Tana sorgeva accanto e forse solo in parte all'interno dell'antico insediamento musulmano di Azzak, perché Azzak venne fondata nel 1067 e collega il suo nome Azzak con quella del Khan dei Cumani, Azzub. Tanais e Tana non hanno mai conciso geograficamente. Le teorie sulla nascita e sui primi sviluppi dell'insediamento si sono succedute sin dal XVI secolo, ma ancora oggi non vi sono acquisizioni certe. William Haid, nella sua Storia del commercio, affermò che la città era posta sulla riva sinistra del braccio meridionale del delta del Don, riferendosi alle più antiche attestazioni cartografiche, tra cui quella di Pietro Visconti e dei fratelli Pizzigani, rispettivamente del 1318 e del 1347. Sempre Haid sostenne che Tana comparve per la prima volta con questo nome su una carta compilata nel 1306 da un certo Giovanni, curato della chiesa di San Marco di Genova. Tana divenne un insediamento levantino lontano sia per il sistema coloniale genovese che veneziano, punto di contatto quindi con l'Orda d'Oro e il centro di scambio privilegiato sia col nord, quindi il Baltico, sia con l'Estremo Oriente. Si trovava sulla via mongola per l'Asia orientale, un itinerario che partendo dalla Crimea proseguiva fino al deserto del Gobi per dirigersi fino in Cina, fino a Pechino. Era un percorso lungo ma sostanzialmente privo di pericoli e di inconvenienti, l'abbiamo visto per la Pax Mongolica. A Tana, come a Soldaia, Sudat l'abbiamo visto prima, si intrecciavano gli interessi di tre grandi potenze di quel tempo: Venezia, Genova e l'Orda d'Oro. Oltre a questo, il centro sul Mar d'Azov risultava ancora più interessante se consideriamo la sua realtà intrinseca, i rapporti tra le diverse etnie, le confessioni religiose, le relazioni diplomatiche con i mongoli dell'Orda d'Oro, eccetera. Fino all'inizio del XIV secolo, Tana attraversò un periodo di crescita dovuto alla stabilità politica della regione che la portò a diventare un importante centro di scambi veramente a questo punto a livello internazionale. A partire dal 1311, ma più stabilmente dal 1315, Tana ricominciò ad essere frequentata dai mercanti italiani, perché ci fu una interruzione quando nel 1308 il Khan Topu, con il quale decise di allontanare tutti gli europei da questa città. La prima metà del secolo rappresentò il culmine della presenza veneziana e genovese nella zona. Entrambe le repubbliche stabilirono un insediamento permanente con una propria struttura amministrativa. Le concessioni territoriali vennero fortificate e si cercò di regolarizzare il più possibile i privilegi rilasciati dal Khan. La crescita economica legata ai traffici commerciali comportò una notevole espansione demografica, certamente. Infatti nel 1333 l'ambasciatore Andrea Zeno venne ricevuto dal Khan Uzbek, il quale concesse una porzione della Tana proprio ai veneziani. In cambio dovevano costruirvi delle case e versare un dazio del 3% sui transiti commerciali. Arriviamo nel XIV secolo. Tana si presentava come un insediamento suddiviso in settori abitati da diverse comunità addirittura etnolinguistiche. C'era il quartiere mongolo, dove risiedeva un funzionario locale, mentre i quartieri veneziani e genovesi erano fortificati, probabilmente con delle palizzate di legno. Inoltre esisteva una contrada dei greci, una contrada armena, una contrada degli ebrei. E se è probabile che l'inserimento stabile con abitazioni in terra caratterizzasse le aree in cui risiedevano popolazioni sedentarie come ebrei, greci e musulmani,
il territorio circostante a Tana era abitato dai nobili, quindi c'erano poi delle iurde. Fulcro della parte veneziana era la casa del console con la loggia dove rogava il notaio. Erano presenti più chiese, 2 delle quali francescane, e molte abitazioni erano realizzate in pietra. La colonia veneziana risultava la parte predominante nell'estensione complessiva di Tana, nonostante ciò rimaneva comunque subordinata alla presenza dei mongoli. Anche Genova manteneva alla Tana una propria colonia strutturata, con a capo un console, tuttavia, data la vicinanza con Caffa, sufficiente a garantire il dominio commerciale dell'area, va detto che i genovesi non si interessarono troppo allo sviluppo dell'insediamento, mentre i veneziani puntavano sempre di più su questo territorio. Nelle fonti genovesi e veneziane vi sono rari casi, tra l'altro, in cui un occidentale, veneziano o genovese, si definiva cittadino di Tana, ma preferivano farsi chiamare abitante. Questo per dimostrare che alla fin fine anche i genovesi e veneziani che vissero in questa città sentivano molto forte il loro legame con la madrepatria, Genova o Venezia. Si arriva alla decadenza, la vera decadenza si ebbe però con l'attacco di Tamerlano avvenuto nel 1395. Blanco de Ripa, inviato da Venezia per visitare Tana, dopo l'incursione di Tamerlano, nel 1397 trovò al suo arrivo la città praticamente in rovina. La ricostruzione occupò svariati anni, fu guidata dal console Andrea Giustiniani. Nonostante ciò l'insediamento si ridusse sia di superficie che di popolazione rispetto al passato. D'altronde la fine della Pax Mongolica e la caduta della Stia Yuan in Cina nel 1368 sconvolsero le rotte commerciali internazionali sulla via delle Sete, e quindi di fatto questo dato storico tolse quell'importanza commerciale che prima invece possedeva la città di Tana. Nonostante ciò, Venezia cercò di controllare la colonia fino agli anni 70 del XV secolo, nonostante la presa di Costantinopoli da parte degli ottomani non permettesse più l'accesso degli occidentali al Mar Nero. Nell'estate del 1475 le truppe dell'impero ottomano presero la città, chiudendo il Bosforo alle navi europee e condannando la città all'oblio. Concludo con un'osservazione ed è un complimento che io faccio qui a Palmarino Zoccatelli. Palmarino Zoccatelli ha guidato delle delegazioni di imprenditori veneti, indovinate dove? In Crimea. Lui sottoscrisse un accordo, un protocollo di collaborazione con Expo Crim. Quindi io ho definito già allora in una relazione che tenni in quell'occasione queste parole. Non sarebbe quindi, secondo me, esagerato affermare che le delegazioni commerciali veneziane, tu ci tenevi molto a sottolineare questo aspetto, che negli anni scorsi presero parte alle iniziative fieristiche in Crimea, hanno rappresentato una sorta di ritorno al passato, più precisamente alla terra dove gli antenati dei veneti attuali erano ampiamente presenti e portarono la pace, portarono il commercio, non portarono la guerra. E qui concludo il mio Grazie Eliseo per questa ottima tua relazione che ci ha permesso di conoscere e capire tante cose di queste terre percorse da Marco Polo. Adesso diamo la parola a Edoardo Rubini che diciamo da veneziano doc, quindi è quello forse più titolato ancora a parlare di Marco Polo. Ecco, vi chiedo appunto la cortesia di avere ancora pazienza perché adesso ci sarà Edoardo, poi Evgeny Utikhin che farà le conclusioni. Ecco, io dopo dovrò presentare anche queste due iniziative che sono appunto, che verranno presentate da Maurizio Puttolo dell'Associazione Verona per la Libertà e da Irina Picorieva che è qui presente, presidente dell'Associazione La Speranza di Roma, che è un'iniziativa diciamo così di solidarietà per raccogliere dei fondi anche a sostegno di una giusta causa che si sta portando avanti
nei confronti di un soldato di Donetsk prigioniero degli ucraini. Poi dirà meglio questa storia. Prego Edoardo. Grazie Palmarino, ho bisogno della mappa. Buongiorno a tutti, io sono Edoardo Rubini, mi occupo di storia veneta soprattutto con la nostra associazione Europa Veneta. Per gli amici russi ho lasciato alcune copie della relazione bilingue italiano e russo. Qua, ecco, con il cursore parlerò, cioè illustrerò gli spostamenti sulla mappa. Allora, Il Milione è una delle tante opere, è una delle opere letterarie più famose di tutti i tempi. Con questo nome di solito si intende reso conto della spedizione in Asia del viaggiatore Marco Polo, che nasce a Venezia nel 1254. Secondo una tradizione, la famiglia Polo si è stabilita a Venezia nell'anno 1033, proveniente da Sebenico. E Sebenico è l'antico centro della Dalmazia, circondato da isole, ed è posto tra Zara e Spalato. Il nome Polo corrisponde al nome Paolo in lingua veneta. Gli interessi del Polo verso l'Oriente prendono le mosse proprio dalla Crimea, dove lo zio più vecchio di Marco, che si chiamava come lui, e quindi fu rinominato Marco il Vecchio, conduceva commerci a Costantinopoli nella metà del 200 quindi. Ma soprattutto il testamento di Marco il Vecchio ricorda che tutti e tre i fratelli gestivano l'impresa familiare all'allora soldaia che vi ha mostrato Eliseo. Oggi si chiama Ciudac, quindi siamo sulla costa sud-orientale della Crimea, in seno ad una fraterna compagnia, che vuol dire che avevano una comunione di beni. Quando il 25 luglio 1261 Costantinopoli torna sotto il controllo delle dinastie greche con l'appoggio di Genova, i veneziani vengono espulsi da Costantinopoli e quindi devono ripiegare su altri scali del Mar Nero per praticare i loro commerci, e quelli della Crimea erano in una posizione strategica. Il Mar Nero era la principale direttrice battuta dai Veneti verso l'Oriente. Una volta attraversato il Mar Nero, estrema propagine mediterranea, i principali scali d'arrivo erano due. Allora, qua c'è il Mar Nero, adesso vi parlo del primo scalo, e Trebisonda permetteva di aggirare poi il Mar Caspio a meridione, mentre più verso nord, ecco qua, abbiamo sul mare di Azov la base commerciale della Tana, di cui ci ha parlato in modo approfondito Eliseo, e questa è alle foci del fiume Don. Ecco, quindi ora vi chiedo di capire un concetto fondamentale, che i viaggi che portano al milione sono in realtà due. Il primo viaggio viene compiuto dal papà di Marco, che si chiama Niccolò, e dallo zio Matteo. Solo quando fanno il ritorno dal primo viaggio, che già raggiunge la capitale cinese Pechino, intorno c'erano più città imperiali e residenze di Kublai Khan, tornano indietro e comincia il secondo viaggio, questa volta con la presenza del famoso Marco Polo. Nel 1261 Niccolò e suo fratello minore Matteo partono da Sudac, che abbiamo visto sul Mar Nero qua.
con un ricco carico di gioielli, diretti verso l'interno lungo il basso Volga, dove si estendeva lo stato mongolico dell'Orda d'Oro. Ecco, questo stato nasce a seguito delle conquiste di Gengis Khan e ricomprende gran parte della Russia. In questo primo viaggio loro passano da nord, partono da sud, dicevo, e si incamminano e arrivano ad Astrakhan. Là cominciano i propri commerci, ma poi aggirano il Mar Caspio da nord e arrivano a Bukhara, in Uzbekistan. Discendono per la steppa kirghisa unendosi all'ambasceria che Hulagu Khan di Persia aveva inviato in Cina, fino ad arrivare a Shantou. Quindi compiono tutto questo viaggio qua e arrivano a Shantou, che è vicino a Pechino, dove risiede la corte imperiale. Nel 1269 Niccolò e Matteo, lo zio del papà, tornano a Venezia a visitare le loro famiglie, ma nel 1271 ripartono dalla città di Venezia con il giovane Marco che ha 17 anni. Dopo un lungo viaggio giungono a Pechino, dove Kublai Khan, e dopo alcune conoscenze, decide di investire Marco Polo del ruolo di ambasciatore e per giunta gli affida il governo della città cospicua di Yanzhou, posta a nord-est della moderna Nanchino, governo che gli tenne per 5 anni tra il 1282 e il 1287, per 5 anni. Allora, questa città di Changwu, abbiamo detto, si trovava qua all'incirca, qua, ecco, qua è Shanghai, qua è Pechino, Nanchino, scusate, Shanghai, Nanchino, e Yanwu è la città governata da è in questa posizione. Il grande imperatore mongolo, espandendo il proprio dominio nel Medio Oriente fino alla Russia, la Persia, l'Armenia, la Cina e la Mongolia, aveva, come abbiamo già osservato, reso percorribili e più sicure le grandi rotte commerciali che collegavano l'Europa e il Mar Mediterraneo col sud-est asiatico, mettendo così in connessione tutta l'Eurasia. Ecco, questo processo viene innescato dalle conquiste di Gengis Khan. Vedete in rosso acceso il dominio originale dei mongoli con capitale Karakorum, vedete su questa linea tratteggiata le conquiste di Gengis Khan e infine l'allargamento ad opera di Kublai Khan, che è il nipote di Gengis Khan. Ecco, dopo 17 anni i Polo tornano a Venezia, ma il 7 settembre 1298 Marco è fatto prigioniero, essendo imbarcato sulla flotta veneta che è sconfitta nella battaglia di Curzola da parte della flotta genovese. Nelle carceri di Palazzo San Giorgio a Genova, Marco Polo incontra Rustichello da Pisa, il quale non si sa se fosse prigioniero là da tempo oppure se dimorasse come libero frequentatore, ma certo fu lui a scrivere sotto dettatura le memorie rievocate a voce dal viaggiatore veneziano. Rustichello era scrittore di romanzi cavallereschi e si esprimeva nella lingua franco-veneta, una lingua delle persone colte che era diffusa nel nord Italia tra la fascia subalpina e la pianura padana. In proseguo di tempo apparvero molte edizioni in latino, toscano, veneziano, tedesco, catalano, castigliano, irlandese e così via, soprattutto tra il 300 e il 400. Secondo alcuni ricercatori il testo sarebbe stato poi rivisto dallo stesso Marco Polo, il testo di Rustichello intendo, una volta rientrato a Venezia, quindi libero dalle prigioni genovesi, con il supporto di note scritte che lui si era
messo da parte i suoi appunti di viaggio e grazie all'ausilio di alcuni frati domenicani. La molla che spinge la missione di Marco e la sua narrazione è l'amore per la conoscenza e il desiderio di trasmetterla agli altri. Il Milione è considerato un capolavoro della letteratura di viaggio, che intendeva riunire in un solo volume le conoscenze essenziali disponibili alla fine del 200 sull'Asia, ma il suo valore non trascurava l'uso pratico, come trattato di geografia rivolto a chi viaggia in luoghi così remoti e sconosciuti. Marco Polo descrive minuziosamente le caratteristiche etniche dei popoli che incontra. Dei cinesi dice che conoscevano i vestiti in seta colorati, la giada, la porcellana prodotta dal caolino, il tè nero, la carta per realizzare i libri e la carta moneta per i pagamenti, una cosa di estrema attualità. Pare che i cinesi avevano una vocazione a creare moneta e a favorire i commerci. La descrizione del Milione si dilunga sul Katai, nome che all'epoca fu dato alla Cina, che però mi dice mia moglie che è bielorussa, che Katai assomiglia molto al nome con cui i russi chiamano ancora la Cina. Mentre le altre relazioni di viaggio scritte nel 200, come l'Historia Mongolarum di Giovanni da Pian del Carmine e l'Itinerarium di Guglielmo di Rubruck, si arrestavano al Karakorum, che vedete dipinto in rosso al centro della Mongolia. Marco Polo testimoniò l'esistenza di una civiltà mongola stanziale ed evoluta, paragonabile alle civiltà europee. I mongoli non vi compaiono più come nomadi che vivevano in tenda e si spostavano a cavallo, ma come abitanti di città murate dotati di usi e costumi sofisticati e che sapevano leggere. Il Milione spazia in descrizioni non solo geografiche, storiche, etnologiche, politiche e militari, ma estende le conoscenze scientifiche su zoologia, botanica, mineralogia dell'Asia medievale. Ecco, io ho appena visitato il museo a Palazzo Ducale di Venezia dedicato a Marco Polo e ci sono molte illustrazioni, qualcuno ne ha mostrato anche all'Eliseo, dove viene fatto uno sforzo da parte di questi disegnatori miniaturisti di mostrare questi animali sconosciuti che sono descritti all'interno del Milione. Una parte sono animali verosimili, frutto delle osservazioni dirette, una parte si dice anche dell'unicorno, perché sì, finiva nel testo anche questo tipo di esseri mitologici. Sì. Allora, dunque la Serenissima Repubblica fece stampare il Milione per farne omaggio di varie copie. Per esempio un prezioso esemplare andò a Enrico di Portogallo il Navigatore. Per secoli qualunque mercante o ambasciatore dovesse compiere viaggi doveva servirsi di questo tipo di libri e mappe. Le informazioni contenute nel testo formarono la base della cartografia del Medioevo. Ne è un esempio il mappamondo del religioso muranese Fra Mauro, monaco camaldolese che operò a metà 400 tra l'Istria e il monastero veneziano di San Michele in Isola. La visione del mondo ereditata da Marco Polo fu così solida che ispirò, come si è detto, i viaggi di Cristoforo Colombo. Anche questo meraviglioso carta mondiale di Fra Mauro è esposta alla mostra, è capovolta nord e sud, ma ha un dettaglio incredibile, sembra un mappamondi di oggi e per secoli poi ha continuato anche quello a fare da riferimento per tutti quelli che si occupavano di geografia. Tuttora in Cina è rimasto un affezionato ricordo e una grande ammirazione per la famiglia Polo, sicché a ricordo di Marco sono tuttora dedicati vari monumenti. In Estremo Oriente Venezia era vista come fulcro della civiltà occidentale. Marco Polo in Cina è celebrato tutt'oggi come un simbolo glorioso.
sia il prestigioso protagonista e testimone della storia di questo immenso paese, sia come il prezioso artefice e divulgatore di pagine preziose sulla sua storia. Marco Polo rappresenta il momento più alto dell'incontro tra Oriente e Occidente, e questo rapporto si rispecchia nella città di Venezia, nella civiltà veneta. Allora, soprattutto adesso volevo focalizzare un attimo questi itinerari perché riguardano anche la Russia. Allora, dicevo che il milione è diviso in capitoli, ognuno di questi capitoli è organizzato per sintetiche, e vi si descrivono i paesi incontrati. Allora, sul primo capitolo la storia è presentata così, come di Messere Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinegia, che racconta le memorie dei suoi viaggi in prigione a Messere, rustico da Pisa. Vediamo ora il primo viaggio. Allora, Marco spiega l'origine della fortuna di Niccolò e Matteo Polo, partiti in principio per Costantinopoli. Allora, da Venezia vedete Costantinopoli, nel 1261 i due proseguono verso Soldaie in Crimea, e poi hanno l'idea di spingersi più a nord, quindi arrivano in Crimea e vanno verso nord. Per parecchi mesi trafficano nella residenza di Berka Khan, prima Sarai, poi lungo l'odierna Astrakhan, a nord del Mar Caspio, e arrivano qua ad Astrakhan. A nord, poi decidono di andare su un luogo poco battuto, che è la città di Volga, sulla riva sinistra del Volga, poco sotto alla confluenza tra Volga e fiume Kama, naturalmente nella Federazione Russa. Allora, questa Volga suppongo che sia all'incirca posizionata qua. Ed è proprio là che dunque lo zio e il papà conoscono i russi durante questo soggiorno. I rischi di una guerra tra re Berka Khan e Ulugh Khan, che erano i re dei Tartari d'Occidente e d'Oriente, che evidentemente si scontravano anche tra di loro, distorsero però i Polo da tornare a Venezia. Attraversano invece la steppa kirghisa e discendono a oriente e del Mar Caspio verso Bukhara, e vedete da qua, dunque vengono giù verso Bukhara e qua, nell'attuale Uzbekistan, dove dimorano 3 anni, familiarizzando con quei popoli e con quei linguaggi quanto nessun altro europeo avesse fatto. A Bukhara si uniscono all'ambasceria che Ulugh Khan di Persia aveva inviato in Cina al cospetto del supremo signore mongolico Kublai Khan. Così, dopo un anno di viaggio attraverso l'Asia centrale, arriva a Shantou, ed ecco qua tutta la strada che fanno verso Pechino, Shantou, dove risiede la corte. Kublai Khan li riceve con grande curiosità e chiede loro informazioni sulla cristianità e sul Papa. È molto attento a questo aspetto. I 2 mercanti veneziani sono quindi vestiti dal ruolo di ambasciatori cinesi praticamente presso la corte di Roma e incaricati di ossequiare il pontefice per ottenere che inviasse dei maestri a insegnare in Cina la religione cristiana, e di portargli inoltre dell'olio della lampada che ardeva al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Queste cose sono incredibili, perché si trova in Kublai Khan questa forte propensione verso il cristianesimo. Si camminarono allora verso Gerusalemme, tornano indietro, per circa 3 anni, passando per Acri. Noi veneziani la chiamavamo San Giovanni d'Acri, adesso è nell'Israele del Nord. Gli conferirono con un legato pontificio, quindi siamo arrivati qua. Sì.
Allora, conferiscono con un legato pontificio Pedaldo Visconti da Piacenza, il quale si dimostra meravigliato e entusiasta di questa ambasceria che arriva da Pechino, portata dai due veneziani. Tuttavia comunica loro che Papa Clemente IV è morto, mentre l'elezione del nuovo Papa diventa sempre più lunga. Nel 1269 Niccolò e Matteo decisero di approfittarne per tornare a Venezia e visitare le loro famiglie. Scoprirono lì che la moglie di Niccolò era nel frattempo morta, mentre trovarono che il figlio di Niccolò, Marco, aveva già 15 anni. E comincia allora da qui il secondo viaggio con Marco Polo, che prende le mosse dalla richiesta di Kublai Khan di ottenere dalla Chiesa dei maestri che fossero dotti anche nelle arti liberali, cioè matematica, retorica, grammatica, eccetera, in grado di predicare il Vangelo in Cina. Per più di 2 anni Niccolò e Matteo aspettano l'elezione del Papa. Nel 1271 decidono di ripartire per Acri, quindi tornano in Palestina, portandosi dietro Marco. Lasciata Acri sono già a Laiazzo, ecco, poi loro lasciano la zona della Palestina e entrano qua verso Antiochia. Antiochia e Laiazzo sono sul golfo di Alessandretta, un'area commerciale importantissima perché è una insenatura che si proietta verso Oriente. Ed è anche c'è la città originaria dell'Apostolo Paolo, che è Tarso, tutti nella stessa zona. Ecco, quando sono a Laiazzo, i Polo sentono che è stato eletto come nuovo Papa Gregorio X, proprio Pedaldo Visconti, con il quale si erano consigliati prima. Allora il pontefice Gregorio X chiama indietro perché nutre questo progetto, vuole fare dell'impero mongolo un alleato della cristianità, in contrapposizione con la dinastia dei Mamelucchi dell'Egitto. Vedete l'impero dei Mamelucchi che è segnato tra Egitto e Arabia sulla cartina. Nella prospettiva di convertire la Cina al cristianesimo, naturalmente avrebbe impiegato il suo tempo. Era un obiettivo più a lunga scadenza. Così il novello pontefice manda loro un messaggero per farli tornare indietro. Niccolò e Matteo obbediscono e raggiungono ad Acri Gregorio X, che affida loro 2 frati domenicani, Niccolò da Venezia e Guglielmo da Tripoli. Tuttavia, durante la prima tappa a Laiazzo, la spedizione incontra le truppe del sultano mamelucco d'Egitto, al-Bundukari, famoso per aver sconfitto i Mogoli nella battaglia di Ain Yaur. I 2 frati allora restituiscono i documenti ai 3 Polo e decidono di tornare indietro ad Acre, mentre i 3 veneziani proseguono la missione a loro affidata viaggiando verso nord via terra fino a Trebisonda, costa del Mar Nero. Quindi riprendono il viaggio qua da Acri, invece di andare per mare vanno per terra, tagliano la Turchia e arrivano a Trebisonda. Dunque, allora, il testo a questo punto fa un salto, diciamo, e da lì il milione ci porta direttamente a Canadù, dove Marco viene presentato alla corte di Kublai Khan. Allora, in questa parte del libro si riprende poi il racconto dell'itinerario verso Oriente tra i capitoli 18 e 74, che solo dopo secoli prenderà il nome di Via della Seta. E quindi vedete da Antiochia che fa? Scendono a Baghdad, attraversano il Golfo Persico e arrivano nello stretto di Hormuz. Il racconto non spiega come mai da lì non abbiano proseguito l'itinerario via mare. La descrizione prosegue invece con il deserto del Gobi per raggiungere il Khorasan. Il Khorasan, vedo che l'hanno segnato, è nella zona centrale. Sì. In questa zona tra Iran e Afghanistan, Marco viene a conoscenza della setta islamica degli Ismail, dove appunto conosce questo veglio della montagna,
nell'odierno Afghanistan Marco descrive varie città, Supung, Shoberban, Telkan, Balk, ecco, tutti i luoghi che attraversa. Poi descrive anche Samarcanda e il Kashmir, però sono due zone diciamo fuori strada, e quindi forse non ci è stato, ma ha raccolto le testimonianze che gli vengono riferite. Ecco. Allora, intanto lo avete compreso, volevo solo raccontare la fine di questo viaggio meraviglioso che dura 25 anni, un quarto di secolo, tanto è vero che quando sono tornati a Venezia nessuno li riconosceva più perché oramai avevano assunto costumi e invenzioni orientali. Dopo aver passato 17 anni nella corte del Khan al suo servizio, si presenta ai tre veneziani un'occasione importante, perché occorre mandare in sposa a Bargun Khan di Persia, praticamente era il Khanato, lo vedete, che ricopre l'attuale Iran. La sposa, in sposa la principessa Kokochin, che appartiene alla famiglia di Kublai Khan, ma il cammino di terra è minacciato da vicende belliche, sicché stavolta loro sono qua alla corte di Pechino, decidono di prendere la via del mare, e vedete che scendono verso Shanghai, lo passano anche e si imbarcano qua sulla costa cinese. Il ritorno è segnato dalla linea blu. Allora il sovrano concesse a malincuore che i loro si allontanassero. La realtà è che non voleva più far partire questi tre veneziani sui quali faceva grande affidamento. Bisogna dire che però spesso i mongoli mettevano come governatori degli stranieri, cioè a loro non interessava l'appartenenza etnica, gli interessava aver valutato la persona e potersi fidare completamente di loro. Ecco. Allora concede che partano perché adempiano poi alle ambascerie che Kublai Khan gli affida presso il Papa e i maggiori principi d'Europa. La flotta è composta da 14 navi, fa vela da Zaitun, il punto di imbarco, e a inizio 1292 è approdati poi a Sumatra, che vedete, circumnavigano l'Indocina, riprendono il mare poi dopo 5 mesi al cessare del monsone estivo. Ecco, hanno un sacco di vicissitudini e perdono gran parte dell'equipaggio in questo difficile ritorno, dove naturalmente sia gli ambasciatori sia le truppe armate devono far quadrato sulla principessa, perché quella è la loro missione. E quindi fanno vela verso Ceylon, l'isola di Ceylon, costeggiando l'India, e infine arrivano ad Hormuz, vedete, il distretto di Hormuz. Trascorrono lì 9 mesi alla corte persiana e riprendono poi il viaggio verso l'Europa, dappertutto onorevolmente accolti, tranne che in un posto, perché arrivano a Trebizond, che vi ho spiegato che è un porto sulla costa settentrionale della Turchia, che è governato dal nuovo imperatore d'Oriente, che stavolta è un greco appoggiato dai genovesi. Cosa succede? Che lui non li protegge dai predoni e quindi vengono derubati di tutto, cioè di gran parte dei loro averi. Di lì però possono fare ritorno a Costantinopoli e poi giungono al Negroponte, un'isola importante della Grecia, e finalmente a Venezia. Ne ricorreva l'anno 1295, 25esimo anno dalla loro partenza per l'Oriente. Grazie. Grazie Edoardo. A Portigliolo ci sono ancora delle copie della relazione che ha fatto il nostro amico storico Edoardo Rubini. No, adesso io devo fare la presentazione di queste due iniziative prima poi di dare la conclusione ai ultimi. Invito qua quindi Maurizio Cutolo, no aspetta sì, dopo Maurizio Cutolo, perché
che presenta un'iniziativa che faremo nei prossimi giorni a Verona, penso prima in Italia per evidenziare anche pubblicamente quello che è il nostro